Siamo stati noi gli antenati, gli antesignani di quel che oggi gli amici del Movimento 5 Stelle stanno cercando di portare avanti. Vedrete, ve ne parlerò durante questo mio intervento, di quante analogie nel bene e nel male ci sono stati fra questi due movimenti, quanto eravamo movimenti anche noi. E di come è necessario, lo dico a te ancora una volta, Beppe, di non fare l'errore che abbiamo fatto noi, di lasciare il movimentismo per diventare un partito con i suoi pregi e i suoi difetti. Scusatemi, mi avevano detto, anche mia moglie mi ha detto che mi devo tenere la giacca, ma mi fermo qua. Quindi l'Italia dei Valori della prima fase è l'Italia dei Valori che, partita dalla fotografia che i nostri radiologi ci avevano lasciato, ha cercato di immaginare cosa costruire di buono per il nostro Paese, cosa poter fare per il nostro Paese, per andare oltre la denuncia. Ecco quindi che tanta società civile si è avvicinata a noi, tanta voglia del cittadino comune di partecipare al riscatto morale, etico, politico, istituzionale del Paese, tanto sentimento di nuova partecipazione popolare alla decisione della cosa pubblica. Esserci, valere, constatare, non restare un soggetto passivo di decisioni che ci calano dall'alto. Insomma, io mi sono sentito, quando ho fondato l'Italia dei Valori, un nuovo partigiano di una nuova seconda repubblica. Ci credevo e ci credo. Ecco perché mi sento da una parte mortificato, dall'altra parte rabbioso, perché la vera storia di quel che siamo stati noi, di quel che siamo noi, di quel che vogliamo essere noi, al netto di quel che non siamo noi, ma si sono infilati dentro di noi, la vera storia non è raccontata. Pensate quel che sta accadendo in queste ore, in questi giorni al Movimento 5 Stelle. Tutte le pagine, le prime pagine dei giornali, stanno criminalizzando quello che è andato alla Valtour con lo sconto, che però non si è manco candidato, è un cittadino normale. Quello perché siccome fa il comico chissà che cosa fa, e nessuno dice niente, che il capo dello Stato riceve un condannato del giorno prima a 7 anni di carcere e se lo riceve a casa sua. Nessuno dice niente, nessuno scrive una riga. Ecco perché io mi sento con tanta voglia di tornare alle origini. Ecco perché io lascio questo partito, non il partito, lascio la direzione di questo partito per tornare a essere militante di questo partito, perché vorrei tornare a un'Italia dei Valori delle origini, perché vorrei tornare a far sentire la mia voce per quel che ero prima, non per quel che il compromesso ci ha obbligato adesso. Oggi questo sogno rivoluzionario l'abbiamo vissuto nella nostra prima fase, ne dobbiamo essere orgogliosi. Quindi la prima fase dell'Italia dei Valori, la fase del sogno rivoluzionario, ci ha visto fare delle battaglie importanti, di cui tutto fanno finta di non ricordare. Ma i nostri referendum stanno lì a testimoniare cosa abbiamo fatto. I nostri referendum. Ve lo ricordate? Qualcuno di voi che ha i capelli bianchi con me se lo ricorda il Palavovis. Abbiamo cominciato lì. Abbiamo cominciato lì a far sentire la nostra voce. E poi i nostri referendum sulla legge elettorale, sull'acqua pubblica, sul nucleare, sul legittimo impedimento. Soprattutto i nostri impegni all'interno del Parlamento. Perché state pur certo che se noi non ci fossimo impegnati all'interno del Parlamento, oggi saremmo in Parlamento. Bastava che quando è arrivato Monti facevamo finta di non vedere. Bastava che quando
hanno fatto la finta legge anticorruzione, che però è una legge pro corruzione, facevamo finta di non vedere. Bastava che ci giravamo dall'altra parte quando il nostro capo dello Stato diceva che lui non era toccabile, che quando lui parla al telefono, guai a chi la sente. Che però nessuno voleva sentire le sue telefonate, volevamo sentire quel che però ha detto l'ex ministro degli interni, l'ex vicepresidente del CSM, l'ex presidente del Senato, con altra persona, per vedere se e in che modo c'è stato un coinvolgimento di istituzioni, di rappresentanti dello Stato, in quel che è stato il rapporto tra Stato e istituzioni, Stato e mafia, istituzione e mafia. Bastava cioè che ci fossimo comportati con l'ipocrisia che i partiti tradizionali si comportano. Tutti i giorni raccontano di grandi cose che vogliono fare e tutte le notti si fottono le grandi cose che vogliono fare. Italia dei Valori, quindi prima fase. Ho detto non sarò con tempo breve, perché sono nella prima fase, ne ho solo 6 di fase. Ma lo dico questo anche perché vorrei che almeno ci si pensi a cosa fare domani, e chi prenderà il mio posto domani possa riflettere bene su cosa fare per poter tornare a quella prima fase. Perché noi da quella prima fase non è che, diciamo così, ci abbiamo rinunciato. Ci siamo accorti di una cosa, che anche oggi chi ha preso il nostro posto, il Movimento 5 Stelle, se ne sta accorgendo. Noi ci siamo accorti con grande senso di responsabilità che non bastava la protesta, che non bastava Palabobis, che non bastavano le piazze. Noi ci siamo accorti che per poter cambiare bisognava entrare dentro le istituzioni, assumersi la responsabilità di governo, la responsabilità di partecipazione, la responsabilità del confronto con gli altri soggetti politici, istituzionali e così via. E quindi con grande senso di responsabilità siamo passati alla seconda fase dell'Italia dei Valori, la fase che io appunto chiamerei della responsabilità e dell'apertura verso l'esterno. Lo devo dire questa frase, perché questa frase, questa parola, l'apertura verso l'esterno, è stato l'inizio e la fine di questa prima esperienza di Italia dei Valori. Perché lo abbiamo fatto? Perché siamo passati a questa seconda fase? Basta vedere cosa sta succedendo al Movimento 5 Stelle per rendersene conto. La mera protesta non genera un ricambio, perché tu parli quanti pare, ma quelli si votano quelli che gli pare. Bisogna andarci lì dentro. Io ho fatto 2 volte il ministro, me ne hanno detti tutti i colori, ma nessuno oggi mi ha potuto ancora dire una sola volta che ho fatto male quell'attività di ministro. Quindi sono molto orgoglioso di aver partecipato, anche se, permettetemi di dirlo, lo ripeterò più avanti, permettetemi di dirlo, la seconda volta che ho fatto il ministro nel governo Prodi, 2006-2008, una legislatura che poteva essere la legislatura del cambiamento, in cui noi eravamo un punto di riferimento essenziale, non solo sul piano istituzionale, ma sul piano politico. Una legislatura che si è interrotto perché qualcuno ha corrotto dei parlamentari, tanto è vero che ieri c'è stata un'udienza preliminare. Cioè, oggi riflettete su cosa è successo ieri. L'informazione di oggi ti spara in prima pagina perché Beppe Grillo è andato in Valtour. Non ti dice che ieri, mentre era Presidente del Consiglio Berlusconi, secondo l'accusa ha organizzato e pagato una serie di parlamentari che si sono venduti, hanno venduto la loro dignità politica per far cadere un governo. E rispetto a tutto questo la cosa più grave è un'altra. Io ieri c'ero. Noi ci siamo costituiti ieri come Italia dei Valori. Io ho fatto la doppia costituzione a nome mio e dell'Italia dei Valori, perché dico, o io o l'Italia dei Valori devono prendere. Non c'eravamo lì
e siamo stati individuati come parte offesa. Siamo costituiti parte civile. Ma chi? Noi! Ma chi è il primo offeso? È il cittadino? È il Parlamento? Dov'è il Presidente del Senato che non si è costituito parte civile? Questo è il problema. Dov'è il Presidente del Senato che non si è costituito parte civile? Dove sono le istituzioni che non partecipano? In un paese normale, una persona che fa il Presidente del Consiglio, che era Presidente del Consiglio, che siccome ha perso le elezioni, organizza e paga per poter far cadere una legislatura, vuol dire che offende il Parlamento. E adesso lo vogliono fare senatore a vita. Ma vi rendete conto? Io mi sento rivoluzionario come mi sentivo rivoluzionario nel 98 quando ho fatto la prima Italia Valori. Ma di cosa parliamo? C'è da rabbrividire di quel che è successo. Vedere che una persona che viene condannata a 7 anni, il giorno dopo tutti coloro che devono rispondere davanti alla giustizia per quel che hanno fatto per coprirlo, vanno su tutti i telegiornali, su tutti i mass media a processare i giudici che l'hanno processato. È una vergogna rispetto a questo. Cioè, io dico adesso a questo assente silente compiacente, morto che cammina del PD, ma ti rendi conto di quel che sta accadendo? Avete deciso di fare una maggioranza così anomala che la riforma della Costituzione avete deciso di non farlo dentro il Parlamento, ma fuori. Ma solo in un ben codice si può fare una cosa del genere. Ma non solo. Ma avete letto i giornali di oggi? Al primo punto della riforma c'è di togliere l'indipendenza della magistratura. Posto che i magistrati scoprono quello che facciamo, diciamo che i magistrati ce li eleggiamo noi. Insomma, se l'arbitro fa l'arbitro, è meglio che l'arbitro se le sceglie il giocatore. Ma neanche nel Bengodi succede una cosa del genere. In Italia succede, ma nessuno ne parla. Non si dice. Certo che l'Italia dei Valori poteva stare in Parlamento. Dovevo stare zitto però. Certo che l'Italia dei Valori poteva essere diversa da quel che è. Ma quel che ci hanno lasciato per trovare altri liti dovrà aver sentire il coraggio, l'umiltà e la responsabilità di restare a combattere. Ecco perché io rivendico la ragione nobile per cui siamo passati alla seconda fase. C'è un solo modo per cambiare le cose, stare dentro il sistema. E noi ci siamo andati, almeno quel che di noi che ci sono andati, non mi allungo più tanto, quel che di noi ci sono andati con questa buona volontà, ci sono andati con la consapevolezza di dover fare non solo una protesta, ma anche un impegno civile, politico e istituzionale, con la consapevolezza di dover entrare per cambiare le istituzioni. Ci siamo anche accorti di una cosa, con tanto senso di umiltà. E oggi lo vedono quel che sono arrivati adesso in Parlamento per la prima volta. C'è bisogno anche di professionalità, non solo di buona volontà. C'è bisogno di professionalità, per questo io lo rivendico anche qui davanti a voi e me ne scuso dove ho sbagliato nelle scelte. Ma quando io ho aperto il partito, l'ho aperto perché cercavo anche professionalità, non solo buona volontà. Perché bisogna saper mettere il gazebo, ma bisogna anche saper affrontare, su termini tecnici, di esperienze specifiche la situazione. E con questa consapevolezza quindi che ho aperto e ho chiesto a voi di aprire le porte del partito, con la necessità cioè di trovare nuove professionalità che ci venivano incontro e anche con la necessità di avere più voce. Io qui devo ringraziare una persona per tutti, con tutto il rispetto per tutti, ma devo ringraziare qui una persona per tutti. Una persona che in molti casi la pensava almeno diversamente da me. Una persona che abbiamo individuato nella società civile. Una persona che tutti quanti mi dicevano ma che ci azzecca con te. E che sta qui, nonostante abbia solo 20 anni. Battimo, ti ringrazio. Quante persone, datemela,
quante persone come lui, provenienti dall'esterno del nostro mondo, abbiamo aperte le porte per dare la possibilità di avere una voce, una cultura, un qualcosa che ci facesse essere più orgogliosi di quel che siamo, che ci inorgoglisse perché avevamo delle professionalità. E quanti di questi invece di fare come lui, che sta ancora qui, il giorno dopo se ne sono andati. Ecco, mi sto avviando a ciò che è successo in questa seconda fase. La fase, abbiamo detto, della responsabilizzazione e dell'apertura all'esterno, la fase di questa necessità, la fase di questa necessità anche per personalizzare il partito. Io venivo accusato sempre: il partito è di Pietro, il partito è di Pietro, ma che colpa ne ho io se l'ho fondato io? Però sentivo la necessità di costruire qualcosa che potesse andare oltre di me. Scusatemi se vi annoio un po', ma è la mia storia, è la storia che voglio raccontare a voi. Quindi io sentivo che era necessario spersonalizzarlo questo partito e cercavo nella società civile, nelle altre esperienze politiche, cercavo persone che potessero aiutare a fare un partito che andasse oltre di me e che avesse delle professionalità che io non avevo. Perché fin quando mi parla di codice di procedura penale ci azzecco, ma poi di economia, insomma, ognuno ha il suo mestiere. Questa apertura però ha portato anche a delle conseguenze ignobili. Bisogna avere coraggio di ammettere le proprie responsabilità, quindi la ragione nobile, alcune conseguenze ignobili. E cioè che è vero che abbiamo aperto a persone provenienti da precedenti esperienze politiche, è vero che abbiamo aperto a personalità provenienti dalla società civile e che ex se avevano da dire e da dare qualcosa. Però è anche vero che tra queste persone, dell'uno e dell'altro caso, civile, perché poi si dice bisogna prevenire dalla società civile, noi abbiamo preso tante persone provenienti dalla società civile, ma il giorno dopo sono diventate più politicanti dei politici. Abbiamo trovato tanti voltagabbana, tanti approfittatori, tanti voltabandieri. La responsabilità è mia, perché è ovvio, esiste una responsabilità oggettiva e politica di chi sceglie. Ecco, da qui mi riservo alla fine del mio discorso di fare la proposta, perché dagli errori poi ci sono le correzioni. Ma ci siamo ritrovati soggetti che sono venuti perché a loro gli conveniva. Quando si trattava di raccogliere i frutti c'erano, quando si trattava di seminare e di arare sono scappati o non si fanno vedere. Poi c'è stato anche un'altra particolarità, e di questo me ne assumo la responsabilità, ma che vedo un po' essere presente nella nostra società. Ci sono persone, cioè, che sono protagonisti per quel che sono capaci di essere e di fare. Ci sono persone invece narcisi, persone cioè che pieni di sé, prepotenti, che siccome sono ritrovati a essere considerati in relazione a qualcosa, pensano di essere insostituibili e quindi di poter fare quello che gli pare piace. Molte di queste persone che abbiamo candidato, il giorno dopo, si sono sentite talmente pieni di sé che hanno ritenuto di poter fare a meno del partito. Ma quando sono stati eletti con i nostri sforzi, con il nostro impegno, questo non se lo ricordano nemmeno più. Infine, questa seconda fase ha avuto un altro momento delicato, che appunto attiene a noi. Come vedete, io non sto accusando solo gli altri, sto parlando anche di noi, della degenerazione di una parte della nostra classe dirigente. Una parte della nostra classe dirigente ha avuto avvisaglie giudiziarie, altre persone non sono state all'altezza dei loro compiti, vi sono stati scontri fra frazioni interne dell'Italia dei Valori, vi sono stati anche alcuni plateali errori nella scelta dei candidati. Cioè, io quando ripenso ai Razzi, ai Sciripoti, ai De Gregorio, ne mangerei le mani da solo. E quindi è giusto che lo dica questo, perché chi prenderà il posto dopo di me stia più attento di me, ma faremo delle correzioni anche in questo.
E così siamo arrivati alla terza fase. Un'Italia dei valori che, come avete visto, aprendosi, è entrato nelle istituzioni, ha cominciato a crescere. La terza fase la chiamerei la fase della denigrazione. Della denigrazione, sì. Innanzitutto spieghiamo che è successo. È successo a noi prima ancora quel che sta succedendo al Movimento 5 Stelle ora. Cioè, vale a dire, la preoccupazione del sistema piduista che comanda questo paese. Che vogliono questi, mo? Perché i cittadini guardano a questa realtà? Noi siamo arrivati al 9 al 10%. Non dimentichiamoci. Noi c'è stato un momento, un'escalation, in cui siamo arrivati in due momenti fondamentali, le europee ultime e le regionali ultime, in cui siamo entrati dentro le istituzioni a valanga. Siamo stati un momento in cui nell'ultimo anno al Parlamento eravamo solo noi a fare opposizione. Oggi, correggimi Fabiola se non è vero, oggi in Parlamento ancora dicono ci manca l'opposizione dell'Italia dei Valori. Io vado in giro per le piazze, per le strade e mi dicono quanto torni? E io ho detto ma io sono solo di pietra, mica sono Charles di Collo, quello è tornato dopo 3 anni, che ci posso fare io? Purtroppo non sono quello e quindi vi dovete accontentare. Il sistema, cioè, si è preoccupato. Il sistema politico, quello mediatico, quello istituzionale, quello finanziario, quello cioè che non sa di poter governare a proprio piacimento chi sta nelle istituzioni per fargli fare quel che gli serve. E certo, se va l'Italia dei Valori al governo possono mai esserci le leggi ad persona, è una cosa che non ha né capo né coda. Se ci stavo io, ma figurati se ieri non stavo a costruirmi parte civile, addirittura c'è da fare personalmente. Quindi questa preoccupazione dovuta a questa escalation ha messo in condizione questo sistema piduista di criminalizzare il nostro partito. Per cui l'avete vedete anche voi che sta succedendo a quelli del 5 Stelle. Si deve costruire a tutti i costi una montagna di accuse, un dossieraggio. Voi non so se sapete una cosa, ma me lo sono voluto portare qui semplicemente perché ieri ho fatto un altro atto di citazione, allora me lo sono ricordato. Voi non so se lo sapete, ma in un paese normale, credo che nessuno ve l'ha mai raccontato, ma in un paese normale voi dovete sapere, vi prego di andare a vedere in rete, andare a prendere la relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza, il Copasir per intendersi, quelli dei servizi segreti, del 5 marzo 96, quando cioè ancora io non stavo in politica, quindi non c'era questa paura, quando però Mani Pulite aveva prodotto un risultato che dava una speranza. Ebbene, in quella relazione già allora ci sono alcuni passaggi agghiaccianti. Abbiamo riscontrato un'attività che può determinarsi di dossieraggio nella quale rientrano fra l'altro le stesse insinuazioni contro il dottor Di Pietro utilizzate a più riprese dall'ex Presidente del Consiglio di allora. Cioè, hanno cominciato già allora. C'è una strategia informativa fra le carte in possesso dell'ex Presidente del Consiglio e dei documenti acquisiti. Risulta che negli ultimi anni si sono concretizzate varie attività e strategie volte a interferire nei procedimenti penali di Milano. L'ex Presidente del Consiglio ha accumulato sul dottor Di Pietro dottor Di Pietro, non una qualsiasi, proprio io, una serie cospicua di note informative idonee a gettare sospetti infamanti e a demolire l'immagine del magistrato. Cioè, non hanno scoperto l'acqua calda questi, di adesso. E da allora che c'è sempre questo sistema. Quando non posso confrontarmi sulle idee, sulla forza della ragione, lo faccio fuori. Io sono stato fortunato, perché a me hanno cercato di farmi fuori politicamente, eticamente, moralmente. Altri li hanno ammazzati. Questo è il dramma di questo nostro paese. Ecco perché il processo Stato-mafia si deve fare a Palermo. Perché la mafia da solo non va da nessuna parte se non entra dentro le istituzioni. La nuova mafia sta nelle istituzioni.
Questa è la realtà. Ora, questa denigrazione quindi doveva portare i suoi frutti. È iniziata la stagione della calunnia, della diffamazione, della denigrazione. Ecco che parallelamente ci hanno martellato a tal punto, sia su me personalmente, sia sul partito, facendo credere di ogni cosa, chissà che cosa è successo. Di volta in volta io credo abbia una cinquantina di processi in corso. Io personalmente li ho vinti tutti, sia chiaro, tutti i processi perché sai, quando si fanno i processi non è come giocare a pallone, si vince 3-2. Lo dico perché una volta un ministro della Prima Repubblica, nel tentativo di dirmi che io l'avevo anche fatto condannare, non arrestato perché parlamentare non devo permettere. E lui mi ha detto: no, tu con me hai perso. E la Madonna. Sì, perché mi hai fatto 27 capi di imputazione, ma io sono stato condannato solo per 3. E io gli ho risposto: ma scusami, se ti avessi accusato di 10 omicidi e ne hai fatto solo 3, hai vinto tu. No, fammi capire. Gli altri non è che l'ha vinti lui, prescritti, amnistiati e quant'altro, o depenalizzati perché nel frattempo è cambiata la legge. Non è che l'ha vinti lui. Però voglio dire, quando si ha a che fare con la giustizia non si vince ai punti. Sia una brava persona sia una cattiva persona. Ecco perché qualcuno mi dice: ma perché tu stai sempre lì appresso? Lui non ho altro strumento, non abbiamo altri strumenti noi cittadini normali che ricorrere alla giustizia fino a quando c'è un giudice terzo che possa stabilire chi ha ragione e chi ha torto, salvo che non cambiano la legge e mettere pure i giudici sotto il potere del piduista o dei piduisti. Ecco perché io mi batto per questo. Ora, in questa terza fase, la stagione della calunnia ce l'ha detto di tutti i colori, a volte che sono stato al servizio della sinistra, poi ce la prendevamo con quelli di sinistra che della destra e così via, a volte che poi tutta la storia, non avete idea di quanti processi ho dovuto fare per ristabilire la verità in ordine alle proprietà immobiliari miei e dei miei padri e genitori. Li ho vinti, per l'amore di Dio. A quelli non frega nessuno, basta che lo ripete qualcun altro e tutti gli danno appresso. In effetti qualche mobile più me lo comprerò per tutti i risarcimenti danni, me lo sto ricomprando, ma i risarcimenti danni però, legittimi. Ma non è questo il tema, anche perché ultimamente non lo faccio neanche più a nome mio, lo faccio direttamente al partito. Vi darei atto che il sistema legale nostro sta portando qualche introito all'interno del partito. Uno proprio stamattina, altri per 35.000 euro di notizia a proposito, al partito. Quindi serve a qualcosa la denigrazione. Le calunnie e le denigrazioni dell'Italia dei Valori. Come avete scelto i candidati? Ma Cristo, se tu mi dai il Porcellum, ma perché fai questa legge? Ma tu come li hai scelti i candidati? Anche in buona fede col Porcellum sembra che ci sono alcuni errori, ma cioè voglio dire, per l'amor di Dio, De Gregorio bastava aver letto un libro di Lombroso per rendersi conto che non dovevi sceglierlo, e lì ho sbagliato. Ma tante brave persone che rivedevi là, chi poteva mai immaginare? E poi te li sei ritrovati. Ecco perché è la legge sbagliata, è una legge che permette di presentarsi in un modo diverso da quel che si è. D'altronde, per l'amore di Dio, non so se lo sapete, ma nell'ultima legislatura 161 hanno cambiato casacca. Ma tutti conoscono i nostri 2, 3, 161. La fase della denigrazione, quindi. La quarta fase è quella dell'isolamento. La fase dell'isolamento è la fase più delicata, perché comunque stavamo dentro le istituzioni, ma il governo Monti, lì c'è stato un momento in cui non si è capito, io ancora adesso non capisco la ragione, il masochismo del partito del centro-sinistra, dopo essere riuscito a mandare a casa Berlusconi, di accordarsi insieme a lui per leggere Monti. Ma perché? Ma perché in una democrazia non devono essere i cittadini a scegliere chi li deve governare? E soprattutto non capisco perché si deve appoggiare un governo che
per far quadrare i conti li fa pagare più onesti e più deboli e più deboli, appunto. Noi ci siamo opposti a questo. Ci hanno visti, cioè, come il punto di riferimento, che poi diventerà il Movimento 5 Stelle, perché ci hanno visti lì come il punto di riferimento di tutta quell'area che non ne poteva più del sistema partitico tradizionale. Si trattava allora di isolarci. Ecco quindi che l'unico modo era quello di denigrare, era quello di riprendere e rilanciare grazie ad alcuna. Io vorrei essere chiaro sull'informazione. Io credo che noi non dobbiamo togliere mai voce all'informazione, perché è necessario avere un'informazione libera. Però io credo che, come in tutte le categorie, ci stanno, anche nei macellai, ci stanno i macellai che non usano il coltello per pulire la carne, ma per ammazzarci la moglie. Anche tra i politici, anche tra i giornalisti c'è qualcuno che usa il ruolo di giornalismo per fare un'altra attività, per essere al servizio di qualcuno, per fare dossieraggi. Bisogna dividere le cose. E a me dispiace, proprio per rispetto della categoria dell'informazione e proprio per rispetto del diritto all'informazione. La critica deve essere libera, deve essere data a tutti, ma si deve basare su un fatto vero. Tu mi puoi dire che sono brutto, ma non mi puoi dire che ho 20 anni, non ce l'ho. Devi partire da un fatto vero. Allora questo martellamento in cui un sistema dell'informazione si è prestato ha portato appunto a questa nostra criminalizzazione, ma soprattutto quel che mi ha preoccupato in più in questa quarta fase, che l'anno precedente, l'anno scorso, è il silenzio assenso dei nostri partner di coalizione. Il silenzio assenso, hanno fatto fin di non vedere, di non sentire. Quando si è trattato di costruire la coalizione hanno deciso di no. Quando si è trattato di vedere ciò che ci facevano contro, si sono girati dall'altra parte. E questo perché? Perché abbiamo cominciato perché proprio per il nostro statuto, per il nostro impegno, quel che avevamo da dire l'abbiamo detto contro tutti. Per noi quando avevamo da dire qualcosa contro Berlusconi l'abbiamo detto, ma quando avevamo da dire qualcosa contro Penati l'abbiamo detto lo stesso. Come quando avevamo da dire qualcosa contro qualcuno di noi l'abbiamo detto lo stesso. Tant'è vero che chi di noi non ha rispettato queste regole l'abbiamo pure messo fuori. E quindi che cos'è stata questa quinta fase? Che fino alla quinta fase ci sono stato io, la sesta fase è quella degli altri, la fase del futuro, per intenderci. La quinta fase è quella di oggi. Dobbiamo partire da un dato di fatto. Noi così come siamo, se non facciamo qualcosa per reinventarci e ritornare a quelle origini con lo spirito di un tempo e soprattutto costruire una classe dirigente rimotivata, credibile, rischiamo anche noi di finire e di estinguerci, diciamo così, per consunzione. Ecco perché ho fatto il nuovo statuto, approvato dall'esecutivo nazionale ultimo. Avete visto, è a vostra disposizione, lo potete leggere su tutta la rete. Uno statuto su cui vi prego di riflettere, perché è uno statuto che non prevede più la figura del presidente esecutivo, prevede la figura del segretario nazionale, che viene scelta da ciascun iscritto, almeno però bisogna scriversi, che viene scelto senza delega. Insieme a lui si sceglie anche alcuni componenti della segreteria, ma la segreteria prevede lo statuto che deve essere composto anche da rappresentanti dell'opposizione interna, cioè degli altri candidati, in modo che ci siano tutte le voci. Tutti i poteri che prima aveva l'ufficio di presidenza sparisce completamente. Tutti i poteri vanno all'esecutivo nazionale, il quale esecutivo nazionale sarà eletto da voi. Sono coloro che scelgono i cittadini e coloro che scelgono gli iscritti. I cittadini in quanto elegge, se li eleggiamo, parlamentari, consiglieri regionali, parlamentari europei. Voi, attraverso
elezioni territoriali, mandando all'esecutivo nazionale i coordinatori regionali, mandando all'esecutivo nazionale, oltre al coordinatore regionale, anche un rappresentante del territorio. Cosa vuol dire questo? Che se quando c'è un esecutivo nazionale, c'è un congresso regionale che sceglie, votando tutti, il coordinatore regionale, ma siccome deve scegliere anche un rappresentante, nel 99,999% dei casi quel rappresentante sarà il primo dei non eletti a coordinatore, quindi il rappresentante di chi maggiore rappresenta. Quindi amplissima responsabilità, apertura. Uno statuto che dà appunto la possibilità soprattutto di rivedere anche come costruire la nostra classe dirigente. La mia proposta, e qui vengo già alla sesta fase, la mia proposta, qui è una proposta perché saranno poi i candidati a illustrarla, ognuno la sua, sarete voi a votare, ma la mia proposta è questa, che la struttura organizzativa del partito che verrà deve essere fatta a livello nazionale come lo stiamo svolgendo, a livello territoriale attraverso congressi regionali che dovremmo fare entro l'anno, possibilmente. Io mi auguro io immagino che le iscrizioni possano proseguire fino a, non so, al 15 settembre prossimo, e poi dal 15 settembre al 30 ottobre si fanno i congressi regionali e chi vuol farlo anche provinciali e territoriali. Ma una cosa è certa, è che quando ci saranno le prossime elezioni, la lista dei candidati dobbiamo toglierli dalle mani di una persona e fare le primarie di territorio, in modo che così se lo sceglie il territorio. E soprattutto, prima uno viene nel partito, prima si fa conoscere e poi si candida. Perché è vero, e io l'ho fatto con quello spirito che ho detto prima, quel che ho fatto, ma è vero anche che per uno buono che ne è entrato, 3 cattivi ne sono usciti. Quindi questa è la proposta per migliorare ciò che ho fatto io, alla luce di qualche errore che ho fatto io. Certamente io mi auguro che le strutture tematiche di pari opportunità possano, come prevede lo Statuto, riprendere le loro funzioni. Permettetemi allora adesso di avvicinarmi alla conclusione del mio discorso parlando un po' di che sta della politica nazionale, ma poco, per l'amore di Dio, lo devo lasciare al futuro segretario, ai futuri candidati segretari. Anzi, permettetemi una parentesi. Non so se avete visto, ma si può dire quel che si vuole di questo congresso, ma io sfido qualsiasi altro partito a verificare e a vedere quel che abbiamo fatto noi. C'è stato un congresso vero, dove ci sono candidati veri, dove hanno dato l'anima tutti e 5. Io sono qui per ringraziarli tutti e 5 nominativamente: Rinaldi, Borghesi, Castellarini, Scalera, Messina. Sono qui a ringraziarli perché lo hanno fatto, perché ci hanno creduto e ci credono, anzi hanno fatto qualcosa di più. Stanno cercando anche di fare di sintesi fra di loro, esponendo le loro diverse valutazioni. Io, da presidente fondatore, e credo che me ne dovrete dare atto perché qualcuno di voi, anche qua in mezzo, vede le facce, anzi ne dico uno di nome perché è sicuro, mia moglie mi ha chiesto: ma che votiamo? Non lo voglio sapere, fai come fai tu. È vero o no? Fai tu. Quindi io non ho voluto assolutamente influenzare nessuno e ne sono orgoglioso di questo. Così come una cosa farò alla fine di questo congresso: io rispetterò l'esito del voto e chiedo a voi di rispettarlo, mi metterò al servizio della nuova classe dirigente, al servizio di una squadra, di una segreteria, di una classe politica che mi auguro possa fare il proprio lavoro con responsabilità. Una cosa è certa però, che dobbiamo stabilire la nostra linea politica alla luce di quel che sta accadendo, perché non so se vi è chiaro, non è solo l'Italia dei Valori che ha avuto una crisi, è tutto il sistema politico partitico che è in crisi. Guardatevi in giro. Ora qui i partiti tradizionali cambiano nome e dicono che è nato un nuovo partito, poi sono sempre le stesse facce. Noi, la nostra proposta qual è? Di togliere il mio nome, ma lasciare il nome dell'Italia dei Valori, ma cambiare la classe dirigente. È la Madonna.
Ed io mi sto dimettendo davvero. Non so se vi è chiaro. Qualcuno non ci credeva, io mi sto dimettendo davvero. Sono stato il fondatore di questo partito. Cioè, se avessi voluto pensare soltanto egoisticamente a me stesso, con quel che era la struttura rimanente del partito potevamo campicchiare tranquillamente. Invece rimetto tutto in discussione, ma non rinnegando l'esistenza del partito. Ogni giorno sento che cambiano i nomi, ma sono sempre le stesse facce che si presentano. E allora questa mi pare una presa in giro. Una cosa però dobbiamo farla, dobbiamo fare una scelta di campo. Io con la destra di Berlusconi non ci voglio stare. Non soffro, capito? Non soffro di sindrome di Stoccolma. Cioè, questo non è compromesso. Io non sono d'accordo. Non sono d'accordo, lo dico con tutto il rispetto che devo all'istituzione. Non sono d'accordo col Capo dello Stato quando dice dobbiamo assicurare continuità di governo. Questo non è un governo, questo è un compromesso, questo è un inciucio. Questo è una violazione della volontà popolare. La volontà popolare non si è potuta esprimere perché c'è una legge elettorale che impedisce di fare una scelta. Allora cambiate la legge elettorale, solo questo doveva fare questo Parlamento. Cambiare la legge elettorale e tornare a votare. Perché deve essere il popolo a scegliere chi lo governa. Ecco perché io dico che noi dobbiamo fare delle scelte di campo e dobbiamo farle con la responsabilità di chi non può fare tutto da solo, capisci Beppe? Non è che dice tutto da solo. Piano piano, tra fatti veri e fatti falsi, tra dossieraggi finti e dossieraggi veri. Sei isolato e alla fine il cittadino ci si è accorto, ci siamo accorti tutti. Cos'è cambiato del 2013 rispetto al 1993? La speranza. Nel 93 in piene mani pulite ci sentivamo il riscatto, quelle monetine erano il segno di riscatto. Adesso c'è la disperazione, adesso c'è l'abbandono, adesso c'è la desolazione, adesso c'è questa voglia da parte dei cittadini di mettere tutti dentro lo stesso piatto. Non è giusto così, perché non tutti i politici, neanche della Prima Repubblica, erano tutti uguali. Quante volte ve l'ho detto io? Che Ciancimino era una cosa, Salvolino era una cosa, ma Pio La Torre era un altro, Moro era un altro. Quindi questo fatto che oggi i cittadini sono portati a mettere tutto nello stesso piatto non è colpa dei cittadini, è colpa di chi non divide il grano dall'olio. È soprattutto colpa di quel compromesso che mette tutti insieme e che non dà la possibilità al cittadino di poter scegliere secondo ciò che vuole fare. Ecco perché noi riteniamo che sappiamo bene che da soli non ce la possiamo fare, sappiamo bene che piano piano ci riducono le forze, soprattutto che c'è tante persone che si stancano, c'è persone che vogliono fare politica e cercano altre esperienze, per l'amor di Dio, rispettabili tutti. Sappiamo bene quindi che dobbiamo fare delle scelte di campo. Io voglio lavorare per ricostruire, mi auguro che chi prenderà il posto dopo di me voglia lavorare per ricostruire un nuovo centrosinistra in cui con senso di responsabilità si fanno delle scelte chiare e soprattutto all'interno del centrosinistra non ci si comporti berlusconianamente parlando, cioè non ci si comporta facendo leggi che servono alla parrocchia, ma servono leggi che servono ai cittadini, perché poi appunto succede che il cittadino non si rende più conto. La prima volta vota per rabbia, è successo con il Movimento 5 Stelle, la seconda volta non vota neanche più per rabbia, non vota per niente. E sicché succede come è successo in queste ultime amministrative, dove sempre che abbia vinto un partito che poi ha preso meno voti dell'altra volta. Perché? Perché il partito di maggioranza è arrivato il partito dell'astensione, il partito della desolazione, il partito della disperazione, il partito dei cittadini che non ne possono più. Non so se vi è chiaro, ma qui, fra qualche mese, c'è il rischio
che dalla protesta ordinata si passa alla protesta violenta. Noi questo vogliamo impedirlo, ma dobbiamo rappresentare uno spunto, una forza verso questo centro-sinistra finché lo sia. Ecco perché noi vogliamo riallacciare il discorso con il centro-sinistra, ma vogliamo che il centro-sinistra anch'esso possa fare un salto di qualità nella propria classe dirigente. Ecco perché ci auguriamo che chi prenderà le redini dell'Italia dei Valori possa riallacciare un dialogo con rispetto della nostra dignità, della nostra storia, della nostra voglia di essere innanzitutto un movimento. Ecco perché io concludo con questa speranza, la speranza che l'Italia dei Valori possa tornare ad essere un punto di riferimento per i tanti cittadini che hanno avuto in noi un punto di riferimento, la speranza che la nostra classe dirigente sia all'altezza della situazione, la speranza che il nostro Paese possa riavere una classe dirigente degno di questo nome, non che ci faccia rendere ridicoli e prendere in giro, come ci stanno prendendo in giro in tutto il mondo in questo momento. Auguri a tutti.